Delle Olimpiadi Milano Cortina lo facciamo all'insegna di una programmazione culturale importante che vede tra l'altro questa grandissima mostra da Picasso a Van Gogh curata da Marco Goldin, che vuole essere una mostra non soltanto della città di Treviso ma del territorio della Marca trevigiana e più in generale veneta, e quindi l'appuntamento è per tutti coloro che amano la bellezza, che amano l'arte, la cultura, la pittura, ma anche per tutti coloro che verranno in Veneto attratti dalle Olimpiadi e che potranno trovare in Treviso un momento di svago e alternativo al mondo dello sport. Tante collaborazioni anche per questa mostra, una città che si sta muovendo insieme. Sì, voglio che sia una mostra comunitaria, una mostra di tutti. È ovvio che il curatore prestigioso, che però è trevigiano, è Marco Goldin, ma ognuno di noi deve sentirla propria, dai commercianti che l'hanno sostenuta, alle categorie, agli sponsor, ma anche ogni singolo cittadino deve sentire propria questa mostra, perché può diventare un partner e un promotore fondamentale per il risultato finale di questa mostra, che vuole emozionare quante più persone possibili. Siamo già arrivati a 12.000 biglietti acquistati e mancano ancora più di 3 mesi all'inizio della mostra, quindi credo che l'entusiasmo dimostrato in occasione della presentazione oggi viene rispecchiato anche dall'elevatissimo, anzi straordinario numero di biglietti già acquistati, nonostante manchino ancora.